La promozione turistica della montagna veneta passa anche per i maestri di sci. È stato siglato un accordo che l'assemblea annuale ha approvato. Sono 1550 i maestri di sci del Collegio Veneto, il 70% sono nel bellunese, 45 le scuole che li rappresentano. Quest'inverno sulla neve indosseranno la stessa divisa. In tempi non facili la Regione ha trovato le risorse per sostenere la loro azione. Il bilancio 2012 che sarà ancora più, ristretto rispetto al 2011 e quindi con grande soddisfazione sono riuscito a trovare qualche soldo anche per l'associazione Maestri di Sci, perché è importante dare loro un segnale che non sono da soli, che la Regione crede al loro lavoro, crede all'importanza del loro ruolo. Insieme la promozione turistica della Regione, la categoria professionale dei maestri di sci possono dare una mano al turismo della montagna veneta per essere portatori del messaggio montagna veneta in Italia in particolare, attraverso la nostra professione. Novembre, lo sci è in arrivo. Quali le aspettative degli operatori per la prossima stagione? La prossima stagione è legata molto chiaramente alle condizioni meteo, alla neve che richiama tanti appassionati sulle piste. Abbiamo dei segnali positivi per quanto riguarda l'estero. L'Italia è ancora ferma, ma ormai sappiamo che il mercato italiano è un mercato da ultimo minuto.